È un programma in collaborazione con Can you meet me halfway? Meet me halfway. Right at the borderline is where I'm going away. For you, I'll be looking out night and day. Took my heart to the limit, and this is where I'll stay. I can't go any further than this. Per i tuoi momenti più romantici sull'isola di Capri, scegli uno dei templi della gastronomia del Capri Gourmet. il nostro viaggio a bordo della Sinfonia, una delle tante navi da crociera della MSC, in navigazione per la seconda edizione della Crociera della Musica Napoletana, continua. E stiamo per approdare a Tunisi, da dove i croceristi si preparano per una nuova e entusiasmante escursione nella medina di Sidi Bou Said. Adesso andiamo a fare una bellissima escursione. Ciao bimbi! Ciao, Diglielo ciao. tu, vai! Ciao bimbe! Approdati a terra, i croceristi vengono colpiti da un gruppo di tunisini, pronti a manifestare la loro accoglienza, facendoli provare l'ebbrezza di stare in groppa ad un dromedario. Inizia quindi la grande cavalcata. Tutto bene, tutto benissimo, le persone sono squisiti, la cucina è molto buona, tutto bene. Napoli TV. Benvenuti. Napoli TV. Andremo alla città delle scienze delle arti. Ancora? L'escursione inizia in un modo insolito ed entusiasmante. Lo staff artistico della Crociera della Musica Napoletana viene ricevuto dagli esponenti del Ministero del Turismo e dal sindaco della Goulette, che li accolgono nella sala del Consiglio Comunale per un gemellaggio culturale e subito dopo gli scambi inizia la visita al quartiere di Sidi Bou Said. Sidi Bou Said è un pittoresco villaggetto situato a pochi chilometri da Tunisi. È la riproduzione perfetta di un piccolo borgo arabo-andaluso. La straordinaria predominanza dei colori bianco e azzurro, che si alternano al rosso delle bougainville, fanno di questo piccolo borgo un prezioso gioiello, a cui fanno da scrigno i portali damascati delle borchie nere e colorati di azzurro, come le finestre riccamente decorate, un tempo non solo velo protettivo ai raggi solari, ma per le donne, unico mezzo per osservare il mondo esterno senza essere viste. La visita al piccolo borgo termina con una immancabile sosta ad uno dei locali più tipici della zona, il Café de Nat, per l'immancabile tè alla menta e, perché no, una tiratina al tradizionale narghilè.
Le meraviglie regalateci dalla città di Tunisi sono solo alcune delle tante sorprese che ci riserva la crociera della musica napoletana, ma le più entusiasmanti ci aspettano sulla nave. Tutte le sere, infatti, a bordo si susseguono una serie di eventi che hanno dato appunto il nome alla crociera della musica napoletana. Si alterneranno sul palco del teatro le voci più belle della canzone partenopea, veri e propri ambasciatori della cultura musicale nel mondo. Signore e signori, buonasera e benvenuti alla seconda edizione della crociera della musica napoletana. Che cos'è l'evento della crociera della musica napoletana? Non è altro che un evento dedicato interamente alla nostra tradizione musicale per portare in giro per tutto il Mediterraneo in questi anni, ma nei prossimi ci auspichiamo si possa arrivare anche nella parte nord dell'Europa e perché no anche oltre, per portare in giro quindi la nostra tradizione musicale, che è una nostra punta di eccellenza. Della Campania si dice, a volte giustamente si parla delle cose un po' cattive della nostra regione, però è giusto che si parli anche delle nostre cose belle e interessanti. Stasera a cantare le nostre belle canzoni abbiamo un favoloso interprete della canzone napoletana. Signori, ecco a voi Mario Maglione. Ma io inizio in una maniera completamente diversa, né come cantante né come chitarrista, proprio una maniera proprio completamente diversa. A 14 anni cominciai a innamorarmi della batteria, uno strumento che non potevo possedere, che mio padre, essendo un pescatore, era impossibile comprarla. Allora me la andavo a studiare, a suonare nella chiesa di Piedigrutta, dove ci sono le famose associazioni cattoliche. La suonavo lì e feci un gruppo, nascendo in un convento, come si poteva chiamare, i Figli degli Angeli. Ma perché questo mitico padre Camillo, che ha più di 80 anni, che ha anche la mensa dei poveri al Corso Vittorio Emanuele, che è fantastico, chiama tutti Angioletto. Allora ci facemmo questo gruppo con alcuni amici nostri e abbiamo suonato per 6-7 anni in giro, festicciole. Prima si usavano, negli anni 70 si usavano i dancing, e poi l'ultima parte dei locali americani ho cominciato anche a farli anch'io. Poi dopo c'è stato il servizio militare e lì ho cominciato a cantare alcune canzoni. Dice: ma tu sei napoletano, non canti le canzoni napoletane? Suonacchiavo anche la chitarra, perché suonacchiavo anche il pianoforte. E ho cominciato a Campobasso, con questa chitarra, e ho visto che Paolo Menotto, tutte queste canzoni mi piacevano proprio tantissimo, Questo è dal 1974. Poi ho avuto una pausa molto bella e importante, andai a fare uno del gruppo dello spettacolo di Masaniello con Mariano Rigilo, Lina Sassi, sempre come cantante e attore, e poi da lì ho cominciato proprio piano da solo, con dei baffi, occhiali scuri, per oltre un ventennio. Cantato con tutti, penso che mi hanno messo a fare la prima, oggi si chiamano guest star, ma prima no, prima eri la prima pedana, tu vai avanti e intrattieni, che poi arriva il numero grosso, ma con tutti, ho fatto con i Pooh, con Amanda Lear al Teatro Diana, fosse dimenticabile. Io che soffro d'ansia, per me è stato un macello, però è stata una grandissima esperienza. Sempre negli anni 70 ho cominciato anche ad andare in giro per il mondo, all'estero, ho fatto tantissimo e continuo a farlo. 7 volte Australia, 5 volte il Giappone, tutta l'Europa, sempre con questa mia chitarra. Ma non c'è Allora, tra le varie seratine che ogni tanto si potevano riuscire a fare, un pomeriggio sono andato a Villanova, che è in una zona di via Manzoni, a Napoli, e Roberto
per chi non l'ha conosciuto personalmente, Roberto dal Sistina la sera successiva veniva a cantare a casa vostra con una facilità enorme e con umiltà infinita. Era magico al momento della sua chitarra, si imponeva in una maniera straordinaria. Qui fuori questo teatro parrocchiale a Villanova, questo Don Luigi, che era un portiere di via Pacuvio, che lui ricambiava così, non chi le pasta, non chi le roglia. Diceva, Roberti, non chi le pasta, non chi le roglia, veniva a cantare 2 canzoni, che lui era dell'Avelinese. E noi ci andavamo sempre, io lo frequentavo, così incominciai questa amicizia più intensa con Roberto, che è durata fino alla sua morte, oltre 30 anni. Ma io dico sempre, la mia è stata un'amicizia non professionale, un'amicizia, io l'ho sempre definito il mio secondo padre. Anche perché questa definizione di essere il suo erede per me è solo un grandissimo onore, ma io canto in una maniera completamente diversa, però lo stile è quello. Chiedere a Maglione di venire qui e dedicare una canzone a Murro. Possiamo usare la sua chitarra? Perché io, presentando tante volte Maglione, ho detto l'erede naturale di Roberto Murro. E adesso c'è questa occasione e quindi mi sembrava giusto che... Cosa posso dedicare a Roberto? Una splendida canzone da un titolo importantissimo, al quale mi lega questa grandissima amicizia da tanti anni al di fuori dalla professione, dall'amicizia pura, vera. E ti dedico una strofa di Te voglio bene assai, con tutto il io la farei tutta, non so No, dico... Ah, vabbè, ecco. Quando mi vedi t'angrifa come una gatta non è che t'ha già fatta ma non può vedere io t'ho già amata tanto che t'amo tu lo sai. Io ho fatto centinaia di concerti con Roberto, ma veramente tantissimi. Allora dicevo, mettiti là, lui incominciava 3 canzoni, 4 canzoni, adesso io presento un giorno e poi ci canta sempre a me. E giustamente la gente voleva sentire a lui. E lui poi, che Roberto, io questo anche ho preso del maestro, a me non piace stare moltissimo sul palco, mi piace stare il giusto. Ma lui mi ha sentito fino a 6-7 anni fa, mi ha sempre adorato. E scrisse una bellissima canzone per Sergio Bruni, che si chiama Scrivimi, una canzone che io ho anche in repertorio, e che lui diceva come gliela cantavo io, no, gliela cantava nessuno. Mi emoziono per un semplice motivo, perché io l'ho cantata in ospedale, quando stava proprio malissimo. Lui non riconosceva quasi più nessuno. Io parlo di Roberto come per me Roberto è come stato il mio secondo padre, anzi forse, chi lo sa, forse tengo più ricordi con Roberto, perché l'ho vissuto intensamente. E lui capiva, non capiva, ricordo sempre che lui mangiava così, guardava con questi occhi così. Io aprì la porta dell'ospedale al Cardarelli, aprì la porta, aprì le braccia e fece scrive, ma fammi sapere se mare è fornuto, e lui mi fece un cielo di sorriso. E questo me la porterò per sempre, è bellissimo. Questa è una canzone napoletana che si intitola O mare Nario e la cantiamo a 2 voci. Ecco, la cantiamo a 2 voci, però queste 2 voci, no, la donna mi si allontana proprio. Si deve fermare il microfono, Schultz. Ecco qua. Ecco. Così sentite l'effetto di una canzone a 2 voci, cioè in armonia. Vicino mare, facimmo amore, ancora, non c'è spassare, sommare e tirare sa.
cosa ne pensa dell'idea della crociera della musica napoletana? Guarda, sicuramente è stata un'idea brillante, perché ha coniugato due cose essenziali. Intanto il divertimento come crociera e quel minimo di cultura napoletana che comunque è una cultura di tutto il Mediterraneo. Sono canzoni napoletane, penso piacciono in tutto il mondo. Ma la musica, le dirò, è come la matematica. Dall'arabo tutti hanno capito che matematica e musica sono i substrati della vita dell'uomo, sono sulla stessa base. I numeri, con la grandezza dei numeri e la grandezza delle note musicali sono sullo stesso piano. Senz'altro una bellissima idea, spero che si rifaccia sempre questa crociera, che io verrò sempre. È una cosa meravigliosa che sta facendo Napoli per la nostra canzone napoletana, che è famosa in tutto il mondo. Cosa ne pensi? Cosa ne può pensare un napoletano? Tutto il bene possibile e immaginabile. Napoli TV che ci guarda, che io adoro, è il nome anche di tutti i francesi che mi seguono perché hanno fiducia in me e si divertono con una napoletana stupenda. Un saluto a tutti gli amici di Napoli TV. Un saluto a tutti quanti, a tutti gli amici di Napoli TV, vi saluto a tutti quanti e sono contento di essere stato in mezzo a voi. Un saluto a tutti gli amici di Napoli TV. Ciao Napoli TV. Un saluto agli amici di Napoli TV, tutti quanti. Fra un concerto e l'altro, la navigazione continua e siamo giunti a Catania, dove ancora una volta gli artisti che in questi giorni hanno accompagnato la nostra crociera con le loro straordinarie voci vengono accolti dall'assessore al turismo della città per uno scambio culturale. La visita alla città ci porta al suo momento più importante, il Duomo, con la sua cattedrale dedicata a Sant'Agata, la cui costruzione fu iniziata nel 1091 ad opera di Ruggero il Normanno e poi più volte ripresa fino a vedere la sua conclusione nella seconda metà del Settecento. Ma il monumento principe della città si trova al centro della piazza ed è la fontana tanto cara ai catanesi, perché ne sorregge il simbolo, ovvero l'elefantino in pietra lavica sormontato da un obelisco egiziano, le cui origini sono ignote, ma che i cittadini chiamano familiarmente Uliutru. Guardo sciale e rido allegramente, non canto né p'amore né p'amanti, ti fari di dispetto eternamente. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno, mirasti, ti ritorno. Ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. La morica, mirasti, ti ritorno.
Il breve tour nella città attraverso le sue attrazioni più importanti termina senza tralasciare una tappa obbligatoria per ogni turista che mette piede su questa isola straordinaria. Ed è l'appuntamento con i dolci tipici siciliani. Uno fra tutti, il cannolo. Io? No, perché noi veniamo da una nottata di mare. I cannoli sono buoni. Poi dobbiamo fare le Assaggia. valigie. Ora si può tornare a bordo, dove continuano i tanti eventi della seconda crociera della musica napoletana. Roberto dice sempre voglio un sa da Lucca quando si canta, perché è sbagliato. E con gli anni lo sto capendo. Allora cerco di cantare quello che più mi piace, ecco, quello che più mi fa sentire il freddo addosso. Napoli se ne va, io incomincio questo pezzo perché io lo do principalmente, ricordo del papà, il grande Roberto Muro, Ernesto Muro, uno dei maggiori poeti della grande tradizione napoletana. E allora faccio un nesso tra Roberto e il papà. Parla di Mergellina, dove io sono cresciuto, un bel contatto col mare, mio padre è stato di Mergellina, è stato pescatore. E questa che parla di questa bella tradizione napoletana antica, del mare, delle barche. Allora incomincia così. Parla di questa passeggiata, questi napoletani vanno a Mare Chiaro, si vanno a fare una bella mangiata con la figura delle famiglie, della Commara, del Guappo, tutti insieme. Poi non finito, si fanno anche, tornando, questi taralli, così, lo spugnano dentro l'acqua e continuano ancora a festeggiare una giornata intera. Prima si faceva veramente così, si prendeva il tarallo, si buttava nell'acqua di mare e poi te lo mangiavi. Se lo fai adesso ti pigli una malattia, forse muore proprio. Non so se... C'è Voce Notte, che è un pezzo che io amo tantissimo. Da Maurizio Costanzo l'avrò cantata una cinquantina di volte. È l'unico poeta dove ha scritto una canzone di un fatto realmente accaduto a lui. Lui descrive questa persona va a cantare sotto il balcone di una sua ex fidanzata che deve sposare per forza un'altra persona perché ha più soldi, anche se è molto più anziano, e quel periodo non si dice questo che fa l'autore di testi, e chi è? Questo è zero, se lo sposa, lei soffre anche lui, gliela va a cantare addirittura sotto il balcone, dice non soffrire, stai tranquilla, non ti preoccupare, che io sono sempre qui, ti voglio bene. Passano pochissimi anni, muore e lui se la sposa, questa Anna Rossini, e ci fa 5 figli, insomma. Muriatanea non è una canzone allegra, quella è
è una denuncia di un fatto terribilmente accaduto nella nostra città nel dopoguerra, con l'invasione degli americani, liberazione e invasione degli americani, non si è capito niente, un sacco di ragazzi con loro. Due grandi poeti, Nicolardi, l'autore, e poi non l'abbiamo detto, che è poi il poeta di Voce Notte, che Voce Notte la scrisse con lo pseudonimo di Lardini, per non far capire che l'avesse scritta lui, perché lui la scrisse appena si sposò Anna Rossini. Anche senza chitarra avrebbe cantato bene con un'orchestra, perché io credo che Maglione sia nato con la voce tenorile e peraltro avrà studiato senz'altro con maestri molto validi, perché lui ha uno stile tipico del cantante che canta con l'orchestra, in effetti. Ha uno stile elegante e una voce curata, quindi ci sono delle sfumature nella sua voce abbastanza lievi e nello stesso tempo potenti. Questo appartiene al famoso tenore di grazia, come si diceva un tempo, che logicamente era quello del ricamo, anche detto. Quindi, e Maglione è il tipo che ricama la canzone, insomma, quindi si fa sentire perché riesce a penetrare nell'ascoltatore. E questa è l'abilità del cantante o dell'attore, cioè entrare in chi ascolta. È un programma in collaborazione con Che sia l'ombra scognizzi, casa balla tutto pizzi, troviamo un pizzo in pizzo, che ti fanno due carizi, stretti mani vasi e frizzi. Aiutaci a portare in giro per il mondo la canzone classica napoletana. Dal 10 al 17 ottobre sulla magnifica La Nuovissima Miraglia della MSC Crociere, in compagnia di tanti bravi artisti e relatori, ti porteremo nelle più belle città del Mediterraneo. Venezia, Istanbul, Dubrovnik, sono questi i porti più importanti che toccheremo. Diventa anche tu un testimonial della nostra grande tradizione e della nostra bella città. Yaa ngi nii daal bu doon bàyyi lakk benn marsa bi maa ko moom yëpp yi maa ko moom coow li maa ko moom